stranieri irregolari, scattato lo sgombero del parcheggio Dal Negro di Treviso. A giugno, annuncia il sindaco Conte, saranno poste anche delle barriere anti-bivacco. E gli stranieri sgomberati si sono radunati in prefettura per chiedere aiuto. C'è già chi ha minacciato il suicidio. I centri sociali non escludono un esposto contro le lungaggini della questura. Le reazioni al blitz, così si sposta solo la povertà, attacca la CGIL, mentre il PD chiede un tavolo immediato per gestire il nodo dei migranti. Era ora, esulta invece Fratelli d'Italia. Pianista trevigiano a processo con la moglie, sono accusati di avere raggirato la contessa novantenne Laura Marzotto gonfiando a dismisura i prezzi delle lezioni di musica approfittando della sua fragilità. Tragedia in via Botteniga, la vigilia dei funerali di Pietro Monici a Treviso. Gli amici escursionisti del canyoning hanno preparato un nuovo video speciale per ricordarlo. Rincari, il Veneto resta tra le regioni più colpite. Nella classifica delle città più care d'Italia spicca ancora Belluno, Treviso al 25° posto. Malati in ospedale con la possibilità di incontrare i loro amici a quattro zampe. Dopo i casi di Treviso e Piave di Sacco, il governatore lancia la proposta di legge nazionale dal Veneto. Boom di nascite a Treviso, 17 parti registrati in 24 ore al Cafoncello. Da gennaio ad oggi l'incremento rispetto ad un anno fa è già di 30 neonati. Buonasera e ben ritrovati con la redazione di Treviso. In primo piano lo sgombero del parcheggio Dal Negro è scattato questa mattina, operazione congiunta di questura e polizia locale. A giugno, annuncia il sindaco Conte, saranno poste anche delle barriere anti-bivacco. Ci siamo mossi innanzitutto sulla base delle segnalazioni di tanti cittadini che denunciavano una situazione igienico-sanitaria precaria e anche legata a aspetti di sicurezza. Il blitz al Parco Dal Negro è scattato all'alba con agenti di polizia locale e polizia di Stato che hanno operato in maniera congiunta. Obiettivo sgomberare quello che con il tempo è diventato un maxi bivacco, popolato soprattutto da stranieri, molti provenienti dalla rotta balcanica. La misura per il primo cittadino era diventata colma e ciò che rimane a terra negli anfratti del parcheggio multipiano di Via Venier pare dimostrarlo. Le condizioni che abbiamo riscontrato stamattina, sia da un punto di vista igienico-sanitario che da un punto di vista della sicurezza, non sono assolutamente tollerabili. Sporcizia, rifiuti, feci, ma anche coltelli e attrezzi di dubbio utilizzo. Dopo le forze dell'ordine sono intervenuti tra gli altri anche gli operatori di Contarina per una bonifica. Quante persone in media alloggiavano? In circa ne abbiamo contato una cinquantina, sessantina. Poi di preciso non ho idea. Numeri a parte, non si tratta di una misura spot. In tal senso il Comune si è accordato con la stessa proprietà del multipiano. Che dal mese di giugno il parcheggio verrà chiuso con delle strutture, con delle paratie che ovviamente garantiranno la sicurezza e le uscite di sicurezza, ma allo stesso tempo impediranno l'accesso ai pedoni che vanno nel parcheggio non per parcheggiare ma per bivaccare. Resta la consapevolezza di una stretta non risolutiva. Conte per primo guarda governo ed Europa. Il nostro paese, il nostro comune oggi non è più in grado di farsi carico dell'ospitalità di tutte queste persone. Ricordo che l'impegno dell'amministrazione comunale è già importante, abbiamo investito 750.000 euro, abbiamo incrementato i posti letto per le persone ai margini e in difficoltà. È altrettanto vero che il fenomeno migratorio va gestito in modo diverso e non può ricadere sui comuni. A Treviso per il premio Lago Juniores anche il governatore Alberto Stefani guarda allo sgombero del Dal Negro e rilancia sulla necessità di accordi con i paesi di origine, ma non solo. Ossia bloccare l'accesso illegale ai confini del nostro territorio. Questo è quello che ha fatto Matteo Salvini da Ministro dell'Interno, l'ha fatto con coraggio prendendosi 2 processi e credo che questa sia l'unica soluzione. Abbiamo dimostrato che volere è potere e che si può fare, quindi il sindaco ha fatto il suo dovere e le istituzioni sono al suo fianco. Gli stranieri sgomberati si sono poi recati davanti alla prefettura per chiedere aiuto e c'è chi ha già minacciato il suicidio. C'è un mio amico che è problema, vuole morire con questa vita che sta facendo lui, perché lui non sta bene. Lui sempre ha male,
perché lui non ha una casa, possibilità di dormire, da mangiare, non vuole più vivere con questo modo. Ci sono tante storie dietro i volti dello sgombero al Parc dal Negro e a raccontarle fuori dalla prefettura è il giovane Ali, da 10 anni in Italia. Per lui e i suoi connazionali, tutti dice pakistani, la giornata è iniziata in maniera concitata. Un disastro, prima mezzanotte, poi alle 4, poi alle 7 di mattina, con i bastoni, con la forza che andate fuori. Siamo usciti da là, hanno buttato via le coperte, tutto quanto. Alcuni regolari, altri no, tutti chiedono di uscire da una condizione di invisibilità, un limbo estenuante di burocrazia. Ali si rivolge al sindaco. Mario Conte, per favore aiuta quelli poverini che vivono da un anno in strada. Mai vedo così le persone, non mi piace così. Chi vuole lavorare non lo danno la possibilità che vai a lavorare. Se danno un permesso può trovare un lavoro, se non ne hai un documento come posso trovare un lavoro? In prefettura anche alcune associazioni, come i volontari del dormitorio di Monigo, si studia una soluzione tampone. C'è anche Gaia Righetto. Che è inutile lasciarli fuori e poi pretendere che siano gli stessi che vanno a lavorare spesso e volentieri sottopagati a raccogliere i radicchi che mangiamo, gli asparagi che ci piacciono tanto, oppure a fare i lavori di manovalanza. Non si tratta quindi di un'emergenza, ma di un nodo strutturale, e sullo sfondo ci sono le recenti sentenze del TAR del Veneto che hanno condannato le questure di Vicenza e Venezia per ritardi e inefficienze. Le lungaggini burocratiche sono di fatto una violazione al diritto d'asilo. La situazione di queste persone non è casuale, la situazione di queste persone non è dovuta a un'incapacità, è dovuta a una scelta politica ben chiara. Quindi potreste fare addirittura un esposto contro la questura? Sì, potremmo pensarci, ovviamente ci sono da consultare gli avvocati, però se ci sono i termini sicuramente siamo disponibili a farlo. E sullo sgombero del parcheggio dal Negro e sulla soluzione appunto da trovare, la politica e non solo si divide. L'allontanamento semplice dal Parc dal Negro, senza una reale presa in carico e senza una soluzione alternativa, non può essere considerata una soluzione sufficiente. Il problema è strutturale, quindi occorrerà al più presto che si convochi un tavolo istituzionale che coinvolga la prefettura, il comune, l'ULSS e il terzo settore, che dia seguito al grande lavoro fatto dal tessuto sociale cittadino di Treviso in questi mesi e che possa una volta per tutte porre fine a questo problema. Una risposta di territorio a un problema strutturale, a invocarla dopo lo sgombero del Parc dal Negro è il Partito Democratico, con la deputata Rachele Scarpa che ricorda come buona parte di migranti allontanati dalle forze di polizia siano richiedenti asilo in attesa di risposta. Non un dettaglio anche per la lista civica di Giorgio Denardi. È uno status di cui dobbiamo ricordarci, perché prevede dei diritti all'accoglienza, alla protezione, all'assistenza sanitaria e prevede anche dei vincoli come l'impossibilità di lavorare per i primi 60 giorni dalla presentazione della propria richiesta di asilo. È quindi un sistema giuridico che crea dei vuoti, delle attese, precarietà da cui è difficile uscire per costruirsi una vita dignitosa. La sicurezza non si costruisce spostando la povertà, ma affrontando le cause del disagio, afferma dalla CGIL trevigiana Alberto Irone, segretario generale Filcams, mentre dal centrodestra si parla di una mossa necessaria, e questo per più ragioni. Era decisamente ora ed è per questo che ringraziamo l'amministrazione tutta con il sindaco, ma anche le forze dell'ordine che Polizia Locale e Polizia di Stato hanno reso possibile questa operazione. Era diventata ormai una situazione insostenibile, sia dal punto di vista dell'ordine pubblico ma anche dal punto di vista sanitario e dell'igiene pubblica. Sullo sfondo la vicenda di un altro parcheggio trasformato in bivacco e poi sgomberato, quello della Piani. Anche per questo per Fratelli d'Italia il monitoraggio deve essere continuo. Garantire la presenza dello Stato sul territorio è una cosa fondamentale, ma allo stesso tempo è evidente che su temi come l'immigrazione, l'accoglienza e la marginalità sociale che ne deriva sarebbe un lavoro sempre più coordinato tra tutti i livelli istituzionali. Il governo sta già intervenendo, ma è necessario proseguire con continuità anche attraverso le prefetture.
Due trevigiani, un pianista e la moglie, si trovano alla sbarra in tribunale a Treviso con l'accusa di aver raggirato la contessa novantenne Laura Marzotto, rappresentante della celebre famiglia di imprenditori di Valdagno. I due, un uomo di 65 anni e una donna di 40, sono accusati di aver approfittato delle fragilità della donna, da sempre amante della musica e dell'arte, per sottrarle del denaro, complessivamente diverse decine di migliaia di euro, donazioni, assegni, liquidità a fronte di lezioni private e organizzazione di serate a tema. I prezzi per l'accusa sarebbero stati oltremodo gonfiati. Nell'udienza di oggi si è proceduto alla nomina di un consulente tecnico incaricato delle trascrizioni delle telefonate e dei messaggi che il pianista trevigiano 65enne avrebbe scambiato con la contessa. Si torna in aula in autunno. Domani alle 2:30 nel Tempio di San Nicolò a Treviso i funerali di Pietro Monici, ucciso dall'albero caduto sul Botteniga. Alla vigilia dell'addio gli amici hanno preparato un nuovo video speciale per ricordarlo. È qualcosa di inspiegabile, perché è un ragazzo che muore in una fatalità così strana, insomma è qualcosa che non lascia spazio a riflessioni. Una vigilia triste, irreale, quella del funerale di Pietro Monici, il giovane morto schiacciato dal crollo del pioppo mentre pescava insieme ad un amico sull'argine del Botteniga. Gli amici sono ancora increduli, fare i conti con la mancanza della vitalità di Pietro non sarà impresa semplice, ma oggi più che mai bisogna pensarlo libero di fare tutte le 1000 attività che lo rendevano così speciale, dice Cristian Cavallin, che nel giorno dei funerali lo ricorderà con un video sui social commentato per l'occasione e postato poco prima dell'inizio della cerimonia. Lo ricorderò come un gran ragazzo che ha fatto una gran vita e di certo lui mi ha dato fiducia, però mi ha ritornato tanto indietro, quindi ho un bellissimo ricordo suo. Daremo il nostro saluto in stile Canyon in Bastards e quindi ci sarà un video che pubblicheremo appunto per dare l'ultimo saluto a Pietro. Non ci sarà spazio per la polemica di chi sia la responsabilità o meno, è cosa di cui si occuperanno altri. L'unico pensiero è che questa cosa non capiti mai più. Ma non mi sento di dare un giudizio, nel senso che è sempre molto difficile in queste situazioni riuscire a capire dove sia la reale responsabilità. Certo che bisogna attenzionare meglio affinché non capiti ancora una cosa del genere. E si terranno sabato in Duomo a Montebelluna i funerali di Paolo Gaio, il 62enne morto martedì mattina in sella alla sua moto a Marziai di Borgo Valbelluna. Magazziniere alla Gaber di Caerano per tanti anni, Gaio era vicino alla pensione, ci sarebbe andato a luglio con il desiderio di avere più tempo per spostarsi in moto con i fratelli Mauro e Luca. Era molto legato a loro, così come al resto della famiglia, compresi i cugini che lo piangono anche da Zero Branco. Domani sera alle 18 verrà recitato il Rosario, sempre in Duomo. Furto nella notte tra lunedì e martedì a Zero Branco, dove una banda ha preso di mira l'autoscuola New Zero in via Monte Croce. I malviventi hanno forzato l'ingresso e rovistato all'interno dei locali, probabilmente alla ricerca di denaro. Non trovando contanti hanno deciso di portare via l'auto utilizzata per le esercitazioni, una Volkswagen Polo, con cui si sono allontanati facendo perdere le proprie tracce. A scoprire il furto è stato il titolare martedì mattina, che ha subito allertato i carabinieri. Sono in corso le indagini, al vaglio le immagini delle telecamere della zona e i sistemi di lettura targhe. Le ricerche del veicolo sono state estese tra le province di Treviso e Venezia. Non si esclude che il mezzo possa essere utilizzato dai malviventi per altri reati. Furti nelle abitazioni e truffe. Per fronteggiare questi fenomeni che allarmano sempre più i cittadini, il comune di Villorba sta potenziando il controllo di vicinato e la videosorveglianza. Siamo arrivati a più di 800 iscritti, stanno arrivando anche altre iscrizioni. Queste iscrizioni vengono comunque vagliate dai coordinatori del controllo vicinato e
tentiamo di fare rete più possibile nel territorio. Il territorio di Villorba è molto vasto, quindi ben venga a tutti quelli che possono mettere un occhio e un orecchio per ascoltare, per vedere e segnalare. 2 incontri con la cittadinanza organizzati dal comune e poi il passaparola tra cittadini per contrastare furti e truffe. Villorba punta a potenziare il controllo di vicinato, una rete tra residenti ed istituzioni che funziona sia come deterrente sia per le segnalazioni che arrivano alle forze dell'ordine. Chiaramente il controllo di vicinato non si deve sostituire alle forze dell'ordine, ma è solo un tenere d'occhio la propria abitazione, l'abitazione del proprio vicino e il proprio quartiere e segnalare, che le segnalazioni hanno dimostrato che sono dei deterrenti, ma soprattutto hanno risolto anche casi con avvenuti furti. E agli occhi dei cittadini si affiancano quelli elettronici delle telecamere del sistema comunale di videosorveglianza. Telecamere siamo in completa evoluzione, noi ne abbiamo già più di 60 attive, con una control room che a breve verrà presentata con 6 maxi schermi. Stiamo investendo per implementare e chiudere il cerchio, soprattutto con i lettori targa, che sono quelli che ci fanno da varchi all'entrata e all'uscita del nostro comune. Animali d'affezione negli ospedali, potrebbe partire proprio dal Veneto una proposta di legge nazionale. Ne parliamo subito dopo la pubblicità. A tra poco. Eccoci di nuovo in diretta. Malati in ospedale con la possibilità di incontrare i propri amici a 4 zampe. Dopo i casi di Treviso e Piove di Sacco, il governatore Stefani lancia la proposta di legge nazionale dal Veneto. Voglio realizzare un progetto di legge per regolamentare questi accessi, ovviamente sulla base di determinati requisiti, sulla base di determinate caratteristiche, ma credo sia giusto e doveroso nel 2026 garantire l'accesso, soprattutto per quanto riguarda i pazienti oncologici, quindi nei centri oncologici, l'accesso degli animali d'affezione. Un impegno netto e deciso, quello del presidente Alberto Stefani, che si è commosso seguendo le storie di Barbara e della sua gioia a Treviso e di Pimpa e della sua padrona all'ospedale di Piove di Sacco. Qui le pazienti hanno potuto riabbracciare i loro cari amici a 4 zampe solo dopo molto tempo dal loro ricovero. Pur essendo la pet therapy riconosciuta a livello di cura già dal 2003, in Italia manca una legge nazionale che regolamenti l'accesso di cani e gatti dentro le strutture sanitarie. Oggi le norme variano sia a livello regionale che sanitario, dipendono cioè dalla direzione sanitaria specifica che le stabilisce di volta in volta. Ma come ribadisce il presidente, si tratta di aprire le porte a compagni di vita, oggi membri della famiglia a tutti gli effetti. Rappresentano un componente della famiglia e su questo dobbiamo continuare in questa direzione. Voglio realizzare un progetto di legge a mia firma. Un'idea portata avanti dall'associazione Angeli con la Coda, dove Antonio Scalise, marito di Barbara, e Valeria Vezzaro, esperta di pet therapy, se ne occupano da oltre 15 anni. I cani, oltre ad essere vaccinati e cippati, devono anche aver fatto un percorso preciso. Un cane che ha svolto insieme al suo proprietario un percorso dove il proprietario ha compreso come comunicano i cani e soprattutto come aiutarli a non entrare in stress. D'accordo? Ma per fare questo bisogna viverci di fianco, non portarli soltanto a fare la pipì la sera. E io e Barbara ne siamo convinti. Siamo 16 anni che ci stiamo lavorando. L'associazione si è detta anche felicemente sorpresa della proposta del presidente Stefani e disponibile, se lo vorrà, a dare una mano alla stesura della legge. Boom di party all'ospedale Cafoncello, 17 le nascite registrate in 24 ore tra martedì e mercoledì. Prosegue all'ospedale di Treviso il trend positivo iniziato l'anno scorso. A dormire beato nel lettino accanto a mamma Cis c'è il piccolo Alessandro, nato in tutta fretta ieri in casa con l'aiuto in videochiamata del personale del SUEM e poi trasportato al Cafoncello. Ho avuto paura, pensavo che ha avuto qualcosa, però alla fine non ha avuto niente. Nella stanza a fianco mamma Laura coccola la sua Caterina, 4 kg di energia, ultima nata di 4 figli di 6, 4 e 2 anni. È un vero e proprio boom di party quello che si è verificato tra la mezzanotte di martedì e quella
quella di mercoledì al Cafoncello di Treviso. 17 neonati, 8 bimbe, 9 maschietti, tutti in buona salute. Una giornata decisamente impegnativa per l'ostetricia di Treviso. Si sono dati tutti da fare, abbiamo avuto l'aiuto anche del personale che momentaneamente era in reparto, però sia l'equipe ostetrica e le OS e naturalmente l'equipe medica ha gestito senza criticità i numerosi parti che abbiamo avuto. Tra l'altro non sono stati tutti parti naturali, ma 4 di questi parti sono stati tagli cesarei. In supporto all'ostetrice è arrivato personale in servizio nelle degenze e nella terapia intensiva neonatale. È impegnativo un numero così, insomma, anche perché a metà mattinata eravamo già a oltre, credo, 12 dalla mezzanotte, e quindi insomma sì, sono quelle situazioni che richiedono un po' di calma e sangue freddo, ecco, nel senso che poi si fa tutto alla fine, però l'importante è che insomma i bambini stiano bene e che sia di augurio per il futuro che insomma ste nascite riprendano un po'. Una giornata eccezionale che in un contesto generale di denatalità vede invece un incremento delle nascite al Cafoncello. L'anno scorso qui ci sono stati 2400 parti con un numero in aumento, cioè 100 parti in più rispetto all'anno precedente. Quest'anno siamo in un ulteriore piccolo aumento perché siamo a circa 30 parti in più dall'inizio dell'anno ad oggi. Un aumento legato sicuramente all'attrattività del reparto. Ci aspettavamo che nel momento in cui avessimo traslocato in questa nuova struttura ci sarebbe stato un aumento dei parti. Ora chiaramente la struttura alberghiera è notevolmente migliorata, le signore sono molto contente per questo, poi c'è anche la patologia neonatale che chiaramente è una garanzia per le pazienti che devono partorire. Siamo alla pagina dello sport, volley, le Pantere dell'Imoco travolgono Milano in gara 2, domenica alle 18 gara 3, in un Palaverde tutto esaurito per Conegliano, scudetto ad un passo. 3-0, le Pantere dell'Imoco Volley espugnano Milano in 3-7, conquistano anche gara 2 della finale scudetto di Serie A1. Ora gli occhi sono tutti per gara 3 che si giocherà al Palaverde domenica alle 18, quando le ragazze di coach Santarelli potrebbero già portare a casa il titolo di campionesse d'Italia. Dopo una gara 1 di sofferta e rimonta, quella giocata ieri dalla Prosecco Doc è stata una delle migliori partite della stagione. L'Imoco non ha lasciato nulla alla Numia Vero Volley Milano. Il sestetto di Conegliano è lo stesso di gara 1. Le Pantere partono subito forti e si aggiudicano il primo set con 25 punti contro i 21 delle avversarie. Nel secondo set le Pantere non mollano e chiudono 19-25. L'ultimo set vede un duello all'ultimo respiro tra l'inarrestabile Bella Hawk e l'ex compagna Paola Egonu. Un set al cardiopalma che si chiude con la vittoria schiacciante di Conegliano che annienta Milano 18-25. Domenica al Palaverde, già tutto esaurito, attende trepidante le sue ragazze per gara 3. Il rugby, ora giorni di preparazione per il Benetton dopo la sconfitta che ha chiuso le porte della Challenge Cup. Ci si tuffa in campionato con l'obbligo di vincere 4 gare su 4. Dobbiamo trovare la motivazione, nel senso da qualche altra parte forse, perché comunque sono 4 partite molto dure con 4 squadre molto forti che storicamente non abbiamo mai fatto benissimo, quindi questa potrebbe essere una motivazione. Trovare le motivazioni per non mollare proprio sul più bello. L'addio alla Challenge Cup dopo la sconfitta con Exeter è già il passato e deve essere così, perché a partire da sabato a Monigo contro il Munster arrivano 4 sfide tutte da vincere senza possibilità di appello per continuare l'avventura in campionato. Difficile? Molto. Impossibile? No. Ecco perché i Leoni vanno a caccia di altre spinte. Anche quella di finire bene in casa, di salutare bene i nostri tifosi e
finire bene con i compagni che non saranno più l'anno prossimo con noi, quindi questo, e poi sicuramente giocare un buon rugby. La ricetta chiave: conservare ciò che di buono si è visto anche dalla sconfitta in Coppa e soprattutto non avere paura. Spero che questo possa portare a una partita aperta con tanti punti come era stata questa settimana, e poi anche loro non è andata benissimo magari questa stagione, quindi avranno le loro motivazioni. Sicuramente la fisicità fa sempre parte del nostro sport e delle nostre partite. Spero una partita di dinamica, tanti punti. Oltre 500 giovani scacchisti si sono ritrovati nei giorni scorsi al Pala Mazzalovo di Montebelluna per le finali regionali del trofeo Scacchi Scuola. I vincitori andranno alle finali nazionali a maggio. Gli scacchi insegnano a ragionare e comunque a gestire bene certe situazioni in cui bisogna riflettere prima. E poi i tornei di scacchi mi hanno insegnato anche a usare il tempo, perché non sempre c'è molto tempo per le decisioni, e quindi a una certa bisogna prendere una strada. Non è che bisogna stare fermi per sempre. Brian è uno dei quasi 500 ragazzi che si sono ritrovati a Montebelluna nel palazzetto Mazzalovo per disputare le finali regionali del trofeo Scacchi Scuola 2026, la cui organizzazione è stata affidata per il terzo anno consecutivo all'Associazione Bellona Scacchi di Montebelluna. Stiamo raggiungendo tutte le scuole di Montebelluna e abbiamo molta soddisfazione, a partire con la giocomotricità per le prime e le seconde elementari, e poi lezioni di scacchi vere e proprie per le terze, quarte e quinte. Una passione, quella per il gioco, che non conosce limiti, soprattutto quelli di età. Il nostro circolo, il più piccolo, ha 5 anni, Enea, quindi sta facendo l'ultimo anno dell'asilo, diciamo, e il diversamente giovane, diciamo così, ne ha 83, che è il nostro pilastro, il signor Rossi. Per cui a volte vedere il sabato al circolo, vedere il piccolo Nea che gioca con il signor Rossi è una gioia per tutti noi. Ma gli scacchi continuano ad affascinare soprattutto nel Veneto, regione che eccelle in Italia. 1500 e più anni dopo è ancora un gioco che affascina tutto il mondo, perché è una disciplina molto molto completa. Noi qui oggi sperimentiamo l'agonismo, ma gli scacchi sono anche didattica e vita sociale. La nostra regione, la regione Veneto, per i trofei Scacchi Scuola provinciali è la prima per numero di squadre che hanno partecipato, quindi per numero di istituti scolastici di ogni ordine e grado che hanno partecipato. I ragazzi la vivono come un gioco che li aiuta a migliorare e non si accorgono neanche di quanto migliorano mentre giocano, e quindi li stimola veramente a molti livelli. Si qualificano alle fasi nazionali il 30% per ogni torneo, quindi le migliori 5-6 squadre a seconda del singolo torneo. Chi passa la selezione accede alla fase nazionale prevista a Montesilvano nel mese di maggio. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia. Riqualificazione di via Feltre, parlano atti e documenti che dicono che il progetto non è stato donato a scatola chiusa ma commissionato da Palazzo Rosso nel 2023 alla progettista che oggi è procuratrice speciale del filantropo Umberto Fiabani. Umberto Fiabani, al cui ingegno si deve la realizzazione del telecomando, si è distinto in questi anni per atti di grande generosità. Su tutte le donazioni all'azienda sanitaria bellunese per l'acquisto di macchinari. Ma anche la città di Belluno ha potuto beneficiare del suo animo nobile quando fece costruire e dotare di varie attrezzature, oltre che di telecamere di sorveglianza, il Parco Maraga. Tra i progetti mai realizzati invece c'è quello della variante Cucciolo Marisica che tra il 2019 e il 2020, amministrazione Massaro, Fiabani si propose di finanziare, un'ipotesi rimasta sulla carta per la ferma opposizione dell'attuale vice sindaco Paolo Gamba e di altri membri dell'amministrazione, ma che ha anticipato il modello delle opere pubbliche sostenute da donazioni private, oggi realtà in città. Siamo in via Feltre e qui nel giro di 10 mesi si respirerà aria nuova, grazie proprio al filantropo
filantropo Umberto Fiabane, che lo scorso ottobre, così ha dichiarato il sindaco De Pellegrin, ha presentato al Comune un progetto chiavi in mano interamente finanziato per 3.100.000 euro. In realtà i documenti in nostro possesso raccontano una storia diversa che di concreto ha esclusivamente la donazione dell'illustre privato cittadino e il nome della progettista Elena Bustreo, la stessa professionista che curò il progetto per la Cucciolo Marisiga, incaricata nel 2023 con determina dirigenziale del settore urbanistica del Comune di Belluno di redigere il DOC-FAP, il documento di fattibilità delle alternative progettuali su via Feltre. Bustreo lavora allo studio, Palazzo Rosso trova in Fiabane il mero finanziatore dell'opera che, tirato per la giacchetta, ha affermato che no, quel progetto non lo conosce e che il Comune non gli ha sottoposto nulla. Ma il filantropo ha perso la pazienza e, forse memore di quanto accadde per la Cucciolo Marisiga, ha spiegato di aver voluto solo dare una mano al Comune che non aveva le finanze per rifare via Feltre. Quindi l'iter progettuale e di realizzazione è rimasto in capo alla proponente, cioè la progettista Bustreo, procuratrice speciale di Fiabane, che, come ha dichiarato Palazzo Rosso, avrebbe scelto da sé anche l'impresa per l'esecuzione dei lavori. Ed intanto sul caso dell'abbattimento dei tigli un esposto è stato presentato da un privato cittadino ai carabinieri forestali. Stamattina siamo tornati in via Feltre dove apparentemente la protesta si è placata. Qualche anno ho assistito spesso a questo tipo di interventi, di cose, le polemiche non si possono eliminare. Lei è favorevole o contrario al taglio degli alberi? Ma allora il taglio degli alberi inizialmente ero contrario, si è gestito bene e adesso che vedendo com'è la situazione sono favorevole. Sono 50 anni che vivo qui, ho un'attività e era ora passata. Per fortuna abbiamo una gran persona che ci ha dato l'opportunità. In una via Feltre illuminata da un sole di stampo primaverile, i pedoni cercano l'ombra dei palazzi e degli ultimi doppi filari dei tigli rimasti al loro posto ma dal destino oramai segnato. Pina Balzan, titolare del bar Casinetta, ha combattuto contro il disagio provocato da quegli alberi, non per le radici che senza manutenzione hanno sollevato il piano pedonale dei marciapiedi, ma per il fogliame che ciclicamente ostruiva il deflusso dell'acqua dei tombini e che per 2 volte ha causato l'allagamento del suo bar. Sono nata con gli alberi qui, io ero piccolissima, questo è un bar storico della mamma e del papà, arrivavo da piccolissima qui, gli alberi io me li ricordo appena più grandi di me, di conseguenza ero affezionatissima. Sono la più danneggiata in assoluto, sono dispiaciuta, ma se metto sul piatto della bilancia tutte queste cose pende vertiginosamente verso il taglio degli alberi. A lei che effetto fa vedere via Feltre così? Ho notato che si vedono tutte le case malconce, invece gli alberi mimetizzavano questo effetto estetico. Tutto sommato è un'occasione per capire che si può mettere a posto anche le case. Ritengo che tutte le polemiche che sono state fatte siano proprio uno scempio, perché prima ci si lamentava perché la via era messa male, adesso ci si lamenta perché la via verrà messa bene. La gratitudine è condivisa per il benefattore. Via Feltre necessitava di un intervento di sistemazione urgente. Progetto non condiviso? Non è vero, dicono i commercianti. L'assemblea con il comune era pubblica. 1 o 2 mesi fa siamo stati convocati a un'assemblea dove presentavano il progetto e il rifacimento di questa strada, dove si vedeva nettamente che gli alberi non erano presenti ma che ne verranno rimpiantati degli altri in misura minore. Quindi bastava andare all'assemblea e magari non aspettare il giorno prima per dire io l'albero lo voglio. Tanti non hanno partecipato, quindi non possono neanche giustificarsi, nel senso che se uno partecipa attivamente allora capisco. Poi incatenarsi agli alberi fa sorridere al giorno d'oggi. Proprio perché si pensa solo al proprio orticello. Un problema ci sarà che poi se c'è troppo sole non venga messo tante tende in maniera tale che sembra essere a Jesolo.
Nel basso Feltrino, bersagliato dai furti, ormai è psicosi ladri, la paura è tanta al punto che l'altra notte una coppia di coniugi si è messa all'inseguimento di un furgone sospetto notato nelle vicinanze della loro casa ad Arten di Fonzaso. Marito e moglie, senza avvertire le forze dell'ordine, si sono così messi dietro il mezzo e l'hanno seguito fino a Grigno in Valsugano, ormai in provincia di Trento, certi di poter incastrare i presunti ladri. Ad un certo punto la coppia ha deciso di tornare indietro. Una volta giunta a casa ha chiamato i carabinieri che, oltre a raccogliere il racconto concitato, non hanno potuto far altro che avvisare sui possibili rischi che possono provocare comportamenti avventati. Ancora rincari e il Veneto resta una delle aree più colpite. Nella classifica delle città più care d'Italia spicca ancora Belluno. Non è più al primo posto, ma resta tra le città dove il costo della vita pesa di più sulle famiglie. Belluno si piazza a seconda nella classifica nazionale delle città più care, con un aumento medio di spesa di 678 euro all'anno per una famiglia tipo. A guidare la graduatoria è Como, con oltre 800 euro di rincari annui, mentre sul podio sale anche Grosseto. Ma è il dato Veneto a colpire. Tutte e 7 le province della regione compaiono nella parte alta della classifica. Dopo Belluno troviamo infatti Verona 14esima, Rovigo 18esima, Vicenza al 23esimo posto, Treviso e Padova al 25esimo, segno di un territorio dove l'inflazione continua a farsi sentire, anche se con intensità diverse. Più indietro Venezia 35esima, che resta comunque sopra la media nazionale. Per Belluno si tratta di una conferma. Già a febbraio la città era risultata con il tasso di inflazione più alto d'Italia. Allora si era detto che il caro vita era stato influenzato dalle Olimpiadi invernali. A marzo, con le Paralimpiadi, il tasso è rimasto ugualmente tra i più alti, al 2,6%, e si è tradotto in un impatto concreto sui bilanci familiari. All'opposto della classifica, le città più virtuose si trovano soprattutto al sud, con rincari molto più contenuti. Un quadro che fotografa un paese ancora diviso, dove il caro vita corre a velocità diverse, ma con il Veneto stabilmente tra le aree più esposte. In chiusura un comunicato sindacale: le giornaliste e i giornalisti italiani titolari del contratto FNSI scioperano oggi per la terza volta. Noi, giornalisti dell'emittenza locale, esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza ai colleghi. Riteniamo che sia necessario informare i cittadini, la società e la politica di ciò che sta accadendo nel nostro settore tanto fondamentale per la democrazia quanto fragile. Il contratto che regola il lavoro dei giornalisti dipendenti è scaduto da 10 anni, mentre migliaia di colleghi precari che hanno redditi sotto la soglia di povertà da anni attendono la determinazione dell'equo compenso. Per la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, dignità e futuro dell'informazione passano attraverso il rinnovo contrattuale, il recupero salariale e la difesa di diritti che non sono privilegi ma presidi della libertà di informazione. La dignità del nostro lavoro incide pesantemente sulla qualità dell'informazione che arriva ai cittadini. In Veneto la manifestazione si è svolta a Verona, in piazza Bra, con la segretaria generale della FNSI Alessandra Costante. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Come sempre, dopo la sigla, l'appuntamento è con le previsioni del tempo sul Triveneto con il nostro meteo. Arrivederci.